Buon pomeriggio signori e signori, bentornati in un altro gameplay dedicato a Roma su Rome 2 Total War, moddato con la Divided Impera, giocato in modalità storica da me medesimo. Allora signori, il vostro caro Lord Perso nella scorsa puntata era partito con la Reconquista spagnola, appunto tramite le due legioni, una guidata dal generale Publio Grazio Prisco e l'altra guidata da Gneo Giulio Poplicola, madonna che cognome. E eravamo riusciti a prendere questo insediamento, che è l'insediamento di Aracillum, che diciamo ci difendeva un po' dalla porzione nord, e ora dobbiamo fare tutta questa parte qua della costa e anche la parte africana. Ricordo che tra l'altro nella parte africana c'è il generale Servio Duronio Sceva con la sua legione, sta veramente attraversando mezza Africa, perché siamo partiti più o meno da qui, siamo più o meno a metà del percorso per andare a dare manforte all'insediamento di Iol e poi di andare a riprendersi Siga e Tingis in questa guerra civile che veramente ci ha un po' strenato. Nel frattempo la cosa più grave è sicuramente il fatto che la decima legione, l'africana, purtroppo nostra legione amatissima, si è schierata con il nemico e si è assediata, cioè scusate, si è arroccata in questo insediamento, e sarà difficile prenderlo, questo insediamento qua. Avremo bisogno appunto di due legioni che sono già in posizione. Forse già in questa puntata riusciremo, spero, a comunque infliggere pesanti danni. Nel frattempo Rodi non si lascia sfuggire l'occasione di prenderci l'insediamento di Side, che è veramente un porto importante per la nostra legione anatolica, che così perde un appoggio fondamentale. Però ragazzi, non posso essere ovunque con le legioni. Nel frattempo continua la guerra partica, come vedete qua c'è un bel assembramento di truppe, continuano le invasioni, gli attacchi da parte dei nostri nemici, ma diciamo che Roma per ora è riuscita sempre a cacciarli indietro. Qui stiamo continuamente saccheggiando l'insediamento di Artaxa nel tentativo di fare un po' di denaro. Qui l'abbiamo depredato, quello di Fasis, e infatti Fasis ormai è lasciato a se stesso, probabilmente, cioè auspichiamo che diventi dei ribelli in modo tale da dividere. No, non è vero, perché c'è questa strada e anche quest'altra che però... Ah, questo è un nuovo proprietario. Questo è un nuovo proprietario. Magari potremmo commerciare con lui, chissà. Comunque, la situazione qua è che la Partia è veramente bella grossa, sta sempre più dominando in queste porzioni. L'unica soddisfazione è a sud, dove siamo riusciti a liberare due città, e stiamo, diciamo che ci balena nella testa l'idea di attaccare anche i Seleucidi, in modo tale da avere tutta questa porzione sotto il nostro controllo, che tra l'altro è necessaria, e poi diciamo liberare, cioè nel senso collegarci meglio a queste due città prendendo questo insediamento. Quindi non sarebbe male. Certo, fa fuori i Seleucidi, con i quali tra l'altro, se non erro, abbiamo un patto commerciale in corso. Diciamo che non è la scelta migliore. Fatemi controllare, scusate. Esatto, non è la scelta migliore. Tra l'altro loro ci amano. Oddio, non ci danno tante risorse, però. Tra l'altro i Seleucidi stanno sulle balle a tutti questi, quindi facendogli guerra probabilmente mi porterei in buon auspicio i rimanenti imperi. I rimanenti, diciamo, insediamenti, chiamateli come volete. Allora, io direi, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. L'unica cosa che non abbiamo fatto effettivamente è muovere la spia, perché ne abbiamo una spia in giro, anzi abbiamo più di una. Esatto, vedete qua che può darci delle informazioni importanti. No, tu devi fare il giro di qua. Delle informazioni importanti. E vediamo, perché io ho visto che ho sbloccato qua. Ok, perfetto, vediamo. Non posso commerciarci, no, non si può. E tra l'altro sono anche alleati militari, quindi siamo in guerra pure con loro. Tanto per. Capitale della Partia è qua, va bene. Niente, allora ce ne torniamo giù di qui e vediamo cosa fare. Oppure andiamo a visitare il loro centro città, perché non sarebbe neanche male, a dire la verità. Dov'è la strada? Qua.
Andiamo a vedere un attimo cosa... ci sono queste nuvole fastidiose. Cosa ci propone il gioco. Andiamo a vedere un attimo quante truppe ha questo nuovo nemico che abbiamo. Intanto qui la spia aveva fermato il movimento di questi, però non è che è servito molto. Portiamo lassù, vediamo di aumentare un po' il controllo di queste zone, almeno visivamente. Ok, perfetto, abbiamo scoperto qualcosa in più, ottimo. Eccola qui, qui c'è l'altro esercito. Va bene, direi che abbiamo fatto quello che dovevamo. Possiamo tranquillamente, eccoli qua, fazione incontrata, possiamo tranquillamente saltare, cioè andare al prossimo turno. Crociamo le dita, ragazzi, perché non saranno facili questi turni. Ci chiede ancora l'alleanza difensiva, ma ragazzo, io, come ho detto precedentemente, non ti posso dare l'alleanza difensiva. Cioè, te la devi cavare da solo. Ma proprio per un livello storico. Questi cosa fanno? No. Cosa fanno gli ceni? Ancora a spingere verso il nord Europa, sti maledetti. Allora, questa è Phasis, va bene, se la riconquistano io direi che è inutile giocarla. Andiamo... Possibilità di vittoria alta? Dai, davvero? Posso vincerla? Ma seriamente posso vincerla? Queste che truppe sono, tra l'altro? Ma posso vincerla? Seriamente? Ah dai, non ci credo. Beh, effettivamente non sono tanto più grossi di noi. Però ragazzi, dai, non ha... Adesso va bene tutto, ma qui approfittarsi del gioco. Cioè, siamo messi veramente male. Abbandonati da tutti e da tutto. Dai, adesso non approfittiamocene troppo. Cediamogliela al nemico. Va bene così. Sarebbe veramente... Cioè, sarebbe stato veramente imbarazzante. Come su tante cose, diciamo, abbiamo forzato un po' la mano, su altre direi di lasciar perdere perché sarebbe veramente un po' troppo. Allora, partecipa alla guerra contro... No, lo sai, zio, che io la guerra contro i ceni non la voglio fare. Non so perché lo ce l'hanno così a morte contro gli ceni. Altra nave pirata da far fuori e fare esperienza. Interessante. Ok, hanno scoperto il nostro agente in incognito. Fatemi vedere, ma... Ok, a nord, vedo. Ok, Phasis si è rivoltata. Va bene. Meno lealtà per 10 turni. Influenza la posizione di unità la sua lealtà verso di te. Meno 10 la lealtà. Fatemi vedere una cosa. Qui siamo al 58%. Ancora ben lontani dall'avere il controllo politico su tutto il resto. Però qua siamo comunque protetti. Potrei assicurare la lealtà per 15.000. Praticamente esaurisco tutte i fondi. Non bene. Allora, qui ci dà... Ok, deriva dalle cultura. Vediamo se riesco a prendere qualcosa di un po' più... sicuramente pressione fiscale, industrializzazione e direi stimolo commerciale va più che bene. Ottimo. Allora, ora direi che siamo già nella zona per poter attaccare la 10ª africana. Io penso che questo gameplay finirà dopo l'attacco alla 10ª. Allora, mi spiace perché ragazzi è... C'è una sofferenza. È una sofferenza vedere una delle legioni più
Eccola qua, più belle. Purtroppo portata così all'estremo. Però non possiamo fare altrimenti, ragazzi. Dobbiamo dichiarare... Guardate comunque la resistenza incredibile della decima. Comunque, nonostante abbiamo 2 legioni, è vero che non sono fullate, ma 2 legioni contro, siamo in una situazione di vittoria, ma neanche troppo schiacciante. Questo ovviamente, ragazzi, anche per rispetto nella decima africana la andremo a giocare. Vedremo una decima cadere o resistere. Non lo so, ragazzi. Sicuramente il fatto che sono senza cavalleria, questo ci avvantaggia molto. Purtroppo abbiamo una sola macchina d'assedio. Il generale non è più il generale storico che avevamo. Quindi insomma tante cose sono cambiate per la decima. Però direi che è anche ora che ci dica addio la decima. Iniziamo lo schieramento. Ok, ragazzi, partiamo da una situazione abbastanza buona in realtà. Vediamo adesso da dove poter colpire. Sicuramente questo sarà una delle parti principali. Non voglio stare troppo vicino all'insediamento. Io partirei magari da una posizione un po' più... Forse da qua. Forse qua è la scelta giusta. Perché qui potrei andare con il tiro. E da qua loro non riescono a salire. Quindi con il tiro potrei mettermi qui. E avrei un grande vantaggio. Qui io avrei tutte le legioni in difesa. Allora, facciamo così. Facciamo l'attacco. Studiamocela bene. L'attacco lo facciamo qua. La difesa è questa. Quindi la difesa massima è questa. Poi abbiamo le legioni inframezze, che sono quelle che interverranno qualora ce ne sia la necessità. La cavalleria io la sposterei di qua. Vediamo di usarla, che lo scorso giro me la sono dimenticata. E poi tutto il tiro io lo sposterei qua, perché l'idea è quella di scortare, anzi li faccio scortare da loro. È scortare il nostro tiro sopra la collina. E poi rimaniamo in attesa dei rinforzi. Non so se può essere qualcosa di utile questa strategia qua, perché comunque loro potrebbero spingere tantissimo da subito in questa direzione. Ho anche le cavallerie abbastanza distanti, però io sono convinto di poter prendere dei vantaggi partendo da qua. Loro sono in quella direzione lì, ok. Perfetto, iniziamo a occupare subito la collina. Qui addirittura possiamo fare così. Qua c'è sta salita che ci impedisce un po'. Mettiamoci qua. Portiamo avanti queste 3 legioni, in modo tale da prendersi il tiro. Queste le mettiamo qua in modalità testuggine. Non so, mi sembra un po' troppo vicino. Intanto gli altri, mamma mia, lontanissimi, lontanissimi. Vabbè, si piazzeranno di qua. Cosa devo fare? Per forza. C'è qualche tiro, no? Che è rimasto isolato, no? Ok, ci stiamo posizionando piano piano. Mamma mia, imbarazzanti comunque. Guarda che da che lato sono spuntati. Ma guarda te. Che altro avrei bisogno dell'artiglieria qua, ma... Allora, portiamo la cavalleria di qua. Attenzione, perché... Mettiamoci... non lo so, ragazzi. Mettiamoci qua un attimo, che mi preoccupa la cosa. Ok. Qua ci sono le truppe da tiro. Vediamo se riesco a schierarle un po' più vicine. E anche un po' più informazione larga. Ok, loro si sono concentrati contro di noi. L'avrei fatto anch'io probabilmente. Cerchiamo di rimanere belli in difesa contro il tiro. Loro hanno una cavalleria. Beh, ma posso andare a intercettare con il generale direttamente.
Qua loro fanno un attacco diretto alle legioni, ma... No, fermi, voi non tirate. No, no, voi tirate, scusate. Voi tirate, siete voi che vi dovete fermare. Forse loro sono un po' troppo avanti, Forse loro sono un po' troppo avanti. Facciamoli andare indietro. Aperti dalla testuggine. Lo so che non si fa, ragazzi, ma sono un po' troppo vicino. Qui le cavallerie si sono scontrate. Ok, ho un po' paura, vi dico la verità, perché... Allora, liberiamoci dalla testuggine, andiamo proprio indietro, perché non riesco a capire cosa vogliono fare. Mettiamoli qua così. Ok, si stanno spostando fuori, non riesco a capire. Vabbè, noi nel dubbio andiamocene via. Allora, qui vedo che ci sono dei gruppi da far fuori. Questi si sono posizionati tranne l'artiglieria. L'artiglieria che però da qua potrebbe regalarci soddisfazioni. Qui c'è il generale, lo mettiamo dietro l'artiglieria. Non so cosa stia facendo la decima. Non so se puntano al mio generale. Io il dubbio generale lo riporto di qua. Ok, qua ci attaccano. Ci mettiamo in formazione. Ok, ok, eccoli qui. Ok, sembra che si stiano schierando per prendere l'artiglieria. Hanno così paura dell'artiglieria? Questa cosa mi... sì, sembrerebbe di sì. Beh, ci starebbe, perché io non ho praticamente difese. Adesso. Mettiamoci delle difese minime. Io direi andiamo col generale a questo punto. Loro continuano a tirare sulle nostre unità, ma io me ne frego. A questo punto andiamo avanti. Loro hanno voluto evitare accuratamente il tiro. A questo punto andiamo avanti con tutti e basta. Si entra in città. Ok, qua potrebbero darci dei problemi. Qua tirate su questi. Attenzione. Sono molto allargati, Tirate su questi qua, Dobbiamo intervenire. No, non arrivate all'artiglieria. Non arrivate all'artiglieria. Bloccateli prima. Porca miseria, non li hanno bloccati. Dove cavolo stanno andando? Porca miseria, via. Fuggite. Qua siamo allo scontro. Ok. Ok, portiamoci qua allora. Cavoli, non è facile gestire tutto, Ok, vediamo di intercettare il generale loro romano. Andiamo dietro. Wow, ragazzi, aiuto. Aiuto. Ci hanno circondato ovunque. Attenzione. Via con il generale.
Madonna. Ma che numero di truppe enormi c'è. Qui intanto ci diamo la macchia, per favore. Questi circondati completamente. Farà una brutta fine. Dai, tutti di qua allora, basta. In maniera aggressiva. Purtroppo uno di loro è finito male. Ok. Forza. Ok, qui la cavalleria sta iniziando a fare il suo gioco. Ok. Hanno puntato tutto sull'attacco alla legione esterna, quella di rinforzo. Ci può anche stare, per amor di Dio. Però ho visto giocate più intelligenti. Il generale, forza. Ok, il generale nemico è stato allontanato. Andiamo oltre. Brave Romans to a man. Missile infantry at your command. Pull back. Fire! Melee infantry ready. Ok. Difficile, qua. La situa. Dai, ragazzi, forza. Attenzione. Facciamo il giro. Allontaniamoci. Allontaniamoci. Tanto le legioni stanno arrivando, ma con molta fatica. Giriamoci da questo lato. Casino. Casino. Qua ormai ci hanno portato al limite. Voi indietro. Anzi, guardate di qua. Lasciateli combattere a loro. Andiamo a aiutarli. Ok. Le legioni sono arrivate, forza. Ok. Via così. Abbiamo anche il ritmo di battaglia. Ok. Ok, qua ce l'hanno fatta, perfetto. Rimaniamo qui in zona allora. Ok, ragazzi, la decima ci lascia. Dopo comunque una strategia interessante, quella di far finta di attaccare uno per poi attaccare l'altro. Onestamente non me l'aspettavo. Però vediamo che ormai il dado è tratto, signori. Ormai il collasso è totale, imminente. Ok. Beh, stanno ancora combattendo, in realtà, i nemici, però adesso arriviamo. Pian piano ci accartocciamo sullo di loro. Ok, tirano sul nostro generale, ma fa niente. Portiamo via da qua.
Ok. Ormai il collasso è imminente. Guardate qua il campo di battaglia. Tra l'altro, questo è la corte, signori. Questa è la corte nemica. Che brutta fine. Che brutta fine. Attacchiamo dal dietro. La corte si ritira, signori. La corte si ritira. La corte si ritira. Non c'è più nulla da fare. Purtroppo avete scelto il lato sbagliato al quale schierarvi. Mi dispiace tantissimo, ragazzi. Comunque 927 perdite, ragazzi. Ci hanno inflitto comunque un bello schiaffo. Noi eravamo un po' di più di loro. Però insomma è così, è andata così, signori. Vedere la corte che si ritira è sempre qualcosa di brutto. Molto brutto. E così cade la 10ª africana, signori. Cade un grandissimo capitolo di questa storia. Sono stati completamente tutti fatti fuori. Io, ragazzi, non posso far altro che appunto occupare l'insediamento, entrare con tutte le nostre legioni. C'ho un po' il cuore spezzato, vi dico la verità. C'ho un po' di malessere, purtroppo, però non possiamo farci molto. C'est la vie, signori, c'est la vie. Allora, cerchiamo di accorpare un po' le truppe. Ok, perfetto. Ora lasceremo non credo che Anteia sia stata toccata dalla 10ª. Esatto. Ora che abbiamo circostanziato la ribellione, la guerra civile, possiamo mandare la nona Rapax su Side. Però onestamente io ho un po' paura a lasciarla qui, vi dico la verità, perché potremmo essere attaccati volendo. Però boh, non so, via mare dai nemici, ma forse Trapezus è più facilmente attaccabile. Allora Trapezus andiamo a proteggerlo con questa legione. Questa continuiamo il saccheggio. Per ora lo vedremo successivamente. E basta, io direi che... Allora, l'8ª primigena può rimanere qua. La nona Rapax dovrebbe, effettivamente dovrebbe andare avanti. Beh, abbiamo tutte le caserme per poterla fare, quindi diciamo che dovrà andare a Iconium questa legione qui. Dovrà partire. Siamo in primavera, giusto? Sì, primavera, quindi il percorso è abbastanza lungo, però ce la dovremmo fare. Ah, qui abbiamo la possibilità di prendere una cavalleria interessante. Belli anche questi. Però sono più forti ancora loro. No, mi piace questo bonus di carica. Quindi ci teniamo queste due. Prendiamo altre due, perfetto. E ci stanno. Non abbiamo neanche un'unità di queste scarse. Le dobbiamo prendere assolutamente. E poi... belli questi. Non capisco se sono arcieri oppure no. Sì, sono arcieri. Portata molto più grande. Interessanti questi. Interessanti. Magari li prenderemo al prossimo giro. E poi certo, cosa fai? Non gli dai uno scorpione romano. Che fai? Te ne privi? Uno scorpioncino, anche due. No, uno. Uno scorpioncino ce lo prendiamo sempre, dai. Che fa sempre bello. Vediamo se c'è qualcos'altro da fare. No. Sono triste, ragazzi. Sono triste.
una delle legioni storiche che ci aveva seguito in tutta l'Africa, in tutta la campagna d'Africa. Insomma, zone comunque interessanti, importanti per noi, ci ha lasciato così. Vabbè, peccato. Allora, andiamo a far fuori le unità nemiche, 66%. No, scusate, 86, scusate, 86%, potrebbe anche andare bene, a dir la verità. Però io ho due artiglierie le voglio utilizzare. Allora, la vado a giocare, voi non vedrete sicuramente questo gameplay, a meno che di grandi stravolgimenti come al solito. Sapete che voglio farvi vedere solo il meglio in assoluto, quindi niente gameplay per voi se non è interessante o se è già visto. Ok ragazzi, terminata la battaglia, poteva essere un po' meglio. Vabbè, ne ho perso solo 30 alla fine, però potevo giocarla un po' meglio. Vabbè, tanto comunque non l'avete vista, siete belli tranquilli. Ottimo signori, ottimo. Allora, andiamo a saccheggiarla come al solito. Bene, tanto facciamo esperienza, rientriamo nei nostri territori. Perfetto. Quanto mi piace attaccarli per scappare, ragazzi. Mi piace veramente un casino. Allora, vediamo. Allora, questo è contro gli agenti. Questa è velocità di movimento. Chiama raccolta incita. Chiama raccolta incita. No, io vorrei andare sull'astuzia. Per poi andare a prendere le imboscate. Andare a potenziare le imboscate. Così con questo questa legione ci possiamo divertire. Potremmo entrare, fare delle imboscate già direttamente dentro. Boh, sarebbe divertente. Dove sono finiti? Non ditemi che sono di qua. No. No. Ok, allora torniamo indietro. Forse saranno di qui, non lo so. Beh, tanto comunque abbiamo la nostra spia che fa il giro lungo. Ci farà vedere un po'. Tornando un po' indietro, eccola qui. Questa è la città di Samandar, ok. Non vedo... Ah no, ok, questa però, scusate, ma questa non è... Ah, Samandar mi sa che è qua. Ok, regione Samandar. Ok, noi dobbiamo scendere qua sotto. Quindi andiamo a vedere... Allora, qui sotto. Eccola qui, Gabata. Ok, andiamo a vedere le sue truppe e poi, boh, spunteremo, non lo so, magari facciamo il giro così. Va bene. Qui intanto vedo che però c'hanno i ribelli, che sono rimasti nonostante la conquista della città. Questa cosa mi rende pieno di gioia. Noi ce ne rimaniamo qui. Peccato che non... Cavoli, non... su Trapezus non mi si riprendano le truppe. Peccato. Peccato, guardate quanti modelli, quante truppe ci sono. Veramente bellissime. Veramente. Allora, va bene, insediamento razziato. Allora, adesso io direi di andare qua e vedere qual è la situazione, perché questa legione la portiamo giù. Ok, siamo al massimo delle nostre forze, quindi buono. Qui potremmo fare un'imboscata? No, solo fortifica, ma io non voglio fortificare niente per ora. Qui abbiamo loro. Allora, aspettiamo, facciamo con 2 legioni l'attacco, dai. Anche se in realtà forse la prendiamo direttamente, Tarco. Però non lo so, perché 17, 3 navi. Non lo so. Abbastanza impegnativa. abbastanza impegnativa. Va bene. Questa legione qui... ok, sta recuperando. Ok, va bene.
E siamo a posto, ragazzi, siamo a posto, perché altro non credo di dover fare. In Antiochia potrei darmi una caserma delle corti, ma lo faremo successivamente, non adesso. Successivamente. Qua gli diamo delle fontane, potremmo dargli anche delle fontane. Samosata dov'è? Qua. Samosata potremmo dargli anche, effettivamente, visto che siamo a 32, potremmo dargli qualcosa di più. Stavo pensando di dargli questo, l'altare di Marte. Perché Antiochia, Tarsus, Samosata e Thapsus. Ok, sono questa zona qua. Potrebbe essere utile, perché questa zona qui è una zona un po' centrale, non è la prima all'attacco. Antiochia l'abbiamo abbastanza posizionata bene dal punto di vista militare. Potrebbe essere interessante andare a sostituire, però non lo facciamo adesso. Non lo facciamo adesso. Allora, poi abbiamo altri soldi da investire, parecchi a sto giro, fortunatamente. Dai, portiamo sta cacchio di legione qua. Intanto andiamo a potenziare anche questa. Vediamo. Allora, ci manca sicuramente il tir, ci manca. I fromborieri come sono? Portata 120, non male. Certo, poi fanno schifo nel corpo a corpo questi. Ma sono sempre meglio i nostri legionari, perché sono carrozzati i nostri legionari. Allora, non possiamo fare questi, perché? Boh, non lo so. Vabbè, ci vieta di farlo, non lo so. Allora, direi di prenderci sicuramente una cavalleria. Qua erano cavallerie da tiro anche, che non erano male, Questa più munizioni. No, prendiamoci questo. Ci vediamo un paio di cavallerie da tiro. E quasi quasi anche più di un paio. Facciamo solo dei uomini di... Dai, li sostituiamo. Facciamo così. Poi io direi... beh, ovviamente la corte di avvocati, perché sono comunque... fanno parte dell'Africa. E poi basta, direi. Qua non vedo... siamo già a 18. Questi non li faccio. Dai, facciamo... vediamo, ci stanno, ci stanno. Allora dai, facciamo così. Anche se mi sarebbe piaciuto fare una legione a laude. Una legione più... meno... cioè meno convenzionale. Dai, facciamo così, dai, meno convenzionale. Facciamo così e attendiamo di prendere la cavalleria il prossimo turno. Tanto comunque non sarebbero partiti allo stesso. Dai, mi piace questa cosa. Poi, allora, nella capitale di Roma, io posso espanderla finalmente. Signori, massima espansione per Roma. Massima espansione per Roma, signori, che diventa UG. Mamma mia che bello vedere Roma così. Allora, qui c'è sempre la velocità di ricerca. Mamma mia che bella. Mi piacerebbe fare l'anfiteatro qua, perché comunque i vigili ci sono. Mi piacerebbe fare un anfiteatro, oppure anche un'officina per le macchine d'assedio, però secondo me a Roma. Vediamo, il tempio di Poseidone ci sta. Massimo le facciamo andare a Retinium le macchine d'assedio. Dai, facciamo un foro pubblico. Bello, bellissimo. Finalmente Roma enorme, ragazzi. Guardate che bella che è. Bellissima. E qui possiamo fare qualcosa. Potremmo, sì, potremmo potenziare assolutamente Brindisium con la fornitura. L'acquedotto gliel'abbiamo fatto. Dobbiamo fare i sanitari per il reintegro delle unità. Facciamo le fontane, dai. Fontani, mi avanza ancora un 4000 che vado a distribuire dove? Allora, Genova. A Genova devo avere degli sconti, perché mi lasciava fare la costruzione loro. Anche qui ad Anteia me la lasciava fare. Però io andrei... Fontana mi aumenta l'ordine pubblico, ma mi sembra già abbastanza alto, onestamente. Ad Atra potremmo fare effettivamente una miniera. Oppure qualcosa generato dagli schiavi. Anche gli schiavi non sarebbe male, Dai, facciamo qualcosa generato dagli schiavi.
E siamo quindi a fine turno, ragazzi. Siamo quindi a fine turno. Qui siamo stati misericordiosi. Allora, io qua, ragazzi, non so cosa fare, perché potremmo effettivamente attaccare i Seleucidi. E qui c'è Ectabana da far fuori. Anche. Questi sempre 20 sono, però non recuperano. Vediamo un attimo, se io li sposto qua recuperano. No. No, no, no. Allora, potrebbero essere buoni per l'imboscata questi, ma non lo so, non mi sembra, non abbiamo tanto tiro. Poi abbiamo sti qua che boh. Ma aspettiamo qua al di là del ponte. Siamo in imboscata. Qui vedo che stanno arrivando. Comunque cercano di arrivare ai Seleucidi. Allora, prima che arrivino loro e che mi freghino la città, a questo punto io dichiaro guerra ai Seleucidi. Ma chiedo a qualcuno di pagarmi per questa cosa. E i Seleucidi stanno in guerra con tutti. Quindi io credo al nostro amico. Io dichiaro guerra, quindi partecipo alla guerra contro i Seleucidi. E tu mi paghi. Mi paghi e mi diventa anche stato cliente. No dai ragazzi, non abusiamone dell'ignoranza del gioco. E facciamo. Però mi paghi. Mi sovvenzioni la campagna. No, non me la vuoi sovvenzionare? 3.000. 3.000 è un po' pochino. Allora andiamo da questi. 3 hours later. Niente ragazzi, qua povertà assoluta. Dai, 1.000, ok. Quindi io di fatto ho dichiarato guerra ai Seleucidi già. Fatemi vedere. Sì, sì. Sono contro Roma. Parte la legione e si va a conquistare la città. Così ci facciamo tutta la valle del Tigri e dell'Eufrate. Ok, perfetto. Allora io, secondo me, poi non lo so, però a parte che ho un bellissimo, una bellissima ballista, ma io lo circondo, spero che loro mi diano una mano. Mi la date una mano? Dai, io spero di sì. Sono gli unici vostri nemici. Io spero che una mano me la vogliate dare. Loro, come mi vedono? Ma perché ho sempre l'espansionismo. Ho sempre espansionismo contro. Mi espando troppo, però questo va presa. Questa va presa. Va bene, dai, rimaniamo così. Purtroppo questa va presa, non ne posso fare a meno di prenderla. E tra l'altro prenderemo anche questa poi in un futuro, ma chissà quando. Rodi intanto spadroneggia, vedremo nel prossimo turno cosa succederà. Va bene ragazzi, ho già registrato tantissimo, direi basta così. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio e andiamo a vedere un po' come continua questa guerra contro i parti e per la reconquista spagnola. Grazie per essere rimasti con me, mi raccomando like e commenti se vi piace questo tipo di contenuti e volete spingerlo, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.